12 settembre 2023, segnatevi questa data perché sarà l'inizio della fine dell'isola di Lampedusa. Chiediamo scusa a questo scoglio e prepariamo i bagagli, ha vinto il sistema. È solo uno dei post su Facebook nella giornata che segna un nuovo record di sbarchi sull'isola dopo i quasi 2200 di fine agosto. Sono 3000 i migranti arrivati a partire dalla mezzanotte in 70 sbarchi. Il sindaco dell'isola, Filippo Mannino, chiede di convocare con urgenza un consiglio dei ministri ad hoc a Lampedusa per l'esame della situazione e l'individuazione di azioni di supporto. Nelle ultime 24 ore la nostra piccola isola, ha proseguito Mannino, è stata investita da una ondata di sbarchi che ha coinvolto tutte le coste e le spiagge, con migliaia di migranti che cercano accoglienza su un territorio non più in grado di reggere tale onda d'urto. Il nuovo primato è raccontato dalle immagini che girano in rete grazie a pescatori, commercianti, isolani, e la gente che adesso grida il suo allarme, e la gente che affida ai social sfoghi e considerazioni. Con la bocca alzate i palazzi, con i fatti nemmeno un mattone, recita un altro post. A fargli eco l'ex primo cittadino Salvatore Martello. Veniva detto ogni giorno ai telegiornali, sui giornali, che tutto andava bene, che non c'erano problemi, che con la Croce Rossa eravamo riusciti a risolvere il problema dei migranti, e poi invece nella realtà quotidiana le cose non sono vere. Ma fino a quando non si faranno fatti concreti e si continuerà a dire solo ed esclusivamente che il fenomeno dell'emigrazione è un problema economico, allora il problema non sarà mai risolto. Prefettura e questura sono al lavoro per identificare e trasferire i migranti. Le motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto hanno continuato a soccorrere barchini arrivati nelle acque territoriali italiane. Stiamo preparando delle navi per trasportare dall'hotspot a terraferma, cioè a Porto Empedocle o ad altri luoghi in Sicilia o in Calabria, i migranti, e stiamo col Ministero preparando le destinazioni finali, diciamo così. Intervenite con tempestiva sollecitudine. L'appello è dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano, che invoca una gestione rispettosa di chi nella disperazione cerca rifugio, ma anche di chi ha sempre accolto, ma che adesso non ha più le forze. La famiglia di Marisa Leo, i genitori e il fratello, assieme alla comunità di Salemi, si accinge a darle l'ultimo saluto. I funerali della donna uccisa mercoledì scorso dall'ex compagno Angelo Reina nelle campagne di Contrada Ferla tra Marsala e Mazara del Vallo saranno celebrati domani alle 16 presso la chiesa madre di Salemi. Il sindaco Domenico Venuti ha proclamato il lutto cittadino, evidenziando come l'intera cittadina è rimasta scossa e sgomenta dalla prematura scomparsa della donna. Venuti ha manifestato cordoglio e vicinanza alla famiglia Leo, vittima del femminicidio. Per domani a Salemi bandiera mezz'asta negli edifici comunali e in tutti gli uffici pubblici. Il sindaco Venuti ha inoltre invitato a osservare una pausa di silenzio nei luoghi di lavoro durante le esequie. Una comunità, quella di Salemi, ma anche del Trapanese, ancora scossa non solo per l'omicidio, ma per la crudeltà di chi lo ha compiuto. Ieri infatti l'autopsia ha svelato che l'uomo ha fatto fuoco su Marisa colpendola solo nella parte bassa dell'addome, nella zona dell'utero, quasi a volerla punire per averlo allontanato. Una punizione diretta alla donna e alla madre. Poi si è suicidato. In tutto questo però Angelo ha dimenticato che col suo gesto ha lasciato orfana di entrambi i genitori una bambina di 3 anni, la figlia che aveva avuto da Marisa. La politica operativa dei carabinieri, che vedrà i carabinieri della provinciale di Catania impegnati sul territorio, sarà quella della prossimità, della vicinanza alla gente. Vicini ai cittadini per accogliere le loro difficoltà e di conseguenza agire a Catania, così come in tutte le 61 stazioni dislocate nell'intera provincia etnea. È la premessa con la quale il neo comandante provinciale dei carabinieri di Catania, il colonnello Salvatore Altavilla, si è presentato oggi alla città attraverso un incontro con la stampa. Proveniente da Parma e con esperienze siciliane a Palermo, Caltanissetta e Bagheria, a Catania ha condotto gli studi universitari e ritrova una città per certi versi cambiata, che invoca più sicurezza e controlli. La sicurezza non è mai troppa, il controllo continuerà nel solco già tracciato da chi mi ha preceduto. La protezione esterna è ovviamente l'obiettivo prioritario di una forza di polizia e ancor più dell'Arma dei Carabinieri. Ha citato il suo predecessore, proprio lui ha lanciato un monito ai cittadini: indignatevi, però i cittadini fanno anche i conti con la paura. Indignazione che deve ovviamente, a cui deve far seguito una presa di coraggio, una presa di coscienza che chi si indigna e denuncia non è da solo.
Qual è la vera emergenza di questa città? La microcriminalità, le baby gang, la criminalità organizzata? Non abbiamo emergenza, almeno al momento non ne rilevo. Però sicuramente questa è una città articolata, dinamica, con bisogni di vicinanza da parte dei carabinieri. Ha detto invito a denunciare anche le violenze di genere. In questa caserma c'è una stanza zero perché le vittime di violenza possano denunciare in serenità. Si sente di ribadire questa cosa con forza? Assolutamente. La violenza di genere è un ambito di priorità del nostro sforzo operativo. Le nostre caserme sono sempre aperte. Pensate che la stazione di Piazza Verga l'anno scorso ha ricevuto 14.000 denunce, tantissime denunce di violenza di genere. Non si deve fare altro che denunciare, che rappresentare, perché si possa intervenire nella maniera risolutiva. Tutte le palline, tutta Catania non funzionano completamente, cioè è inutile aspettare. Quando il buon Dio ce lo manda, allora vuol dire che arriva. Si affidano addirittura al buon Dio i catanesi in attesa del bus alla fermata, ma oggi le paline dell'azienda trasporti AMTS erano in tilt. Un'amara sorpresa per i fruitori dei bus completamente disinformati su orari e corse, con la conseguente attesa anche di ore. Non funziona, niente. No. Come fa a sapere quando passa il suo? Perché l'ho visto stamattina dalle 9:30, quindi si immagina. Ora da quanto tempo aspetta? Aspetto un'ora e mezza. Aspettare sotto il sole non è piacevole per chi ha fretta, forse è meglio incamminarsi per raggiungere la meta. Sono 5-6 linee e allora una passerà prima o poi. Allora me la faccio a piedi. C'ho il contapassi, mia figlia mi ha installato il contapassi nel telefonino. Già sono arrivato a 2000, però già sono stanco. Signora, stiamo a Catania, quindi è normale. Mi dicono, ma la musica non ti porterà a niente? E dico no, perché a me la musica piace, quindi non devo fare come tutte le altre ragazze a fare l'estetista, no, non mi piace, mi piace suonare il pianoforte. La prima campanella nell'istituto comprensivo Cesare Battisti è già suonata. 850 ragazzi seguiti da insegnanti e personale ATA che spesso si sostituiscono alle famiglie. Siamo a San Cristoforo, periferia di Catania. Qui i livelli di dispersione scolastica sono altissimi. La musica, oltre allo sport che fanno tanto, davvero uno dei modi migliori per tenerli proprio lontani dalle situazioni che si possono trovare per strada. È vero che prima di suonare chitarra venivi poco anche a scuola? Sì, poi ho iniziato a riprendere di nuovo lo studio perché venivo poco frequentemente a scuola. Poi ho iniziato di nuovo a venire a scuola e ho ripreso la chitarra. In questo quartiere c'è appunto la mancanza di parchi pubblici, di zone dove poter far riunire questi bambini. Ecco che questa struttura, la nostra struttura, gli ha dato la possibilità di poter fare dello sport all'aria aperta, di potersi confrontare attraverso lo sport. Ha avvertito la necessità di qualcuno, anche più di qualcuno, di voler uscire, di voler abbandonare questo quartiere? Alcuni ragazzi hanno maturato questa idea di poter uscire dal quartiere, cambiare la loro vita ma anche la vita della città. Sarebbe bello che si potesse rimanere nel quartiere e svolgere delle attività legali che nel quartiere proliferassero, artigianato, arte, concerti, musica. Questo sarebbe ed è un grande sogno. Sono almeno 40.000 le famiglie che vivono in una condizione di disagio abitativo in Sicilia. A Catania sono 15.000 e la regione è quella che spende meno, a paragone col resto d'Italia, in tema di diritto all'abitare. Sono i dati del SUNIA, il sindacato degli inquilini, che parla di situazione allarmante. Qui siamo nell'ex Palazzo di Cemento, dove moltissime delle famiglie assegnatarie di un alloggio si sentono totalmente marginate e abbandonate dalle istituzioni, come loro, originari del Marocco, da circa 20 anni a Catania. Il problema è il bagno, di sotto è vuoto, qua è rotto e scende l'acqua dal signore a quella di sotto. Per favore venite a sistemare questa cosa. Oppure in quest'altro appartamento dove ad ogni pioggia sono innumerevoli le infiltrazioni sulle pareti.
Dall'anno scorso che ho fatto richiesta al comune, mi avevano detto che entro 30 giorni dalla domanda effettuata il 23 febbraio tutto questo si sarebbe risolto col sopralluogo. Invece io ancora non ho nessuna notizia e sono rimasta con i danni a casa e non posso toccare nulla se non vengono loro a fare il sopralluogo. I comuni danno le case, ma poi quanto spendono in manutenzioni? Noi temiamo 0 euro, non risultano voci specifiche in bilancio. La cosa gravissima è i comuni, non ha in nessun comune dei grossi comuni siciliani, quindi anche delle città capoluogo, ha partecipato al bando del PNR per la manutenzione degli edifici pubblici, che è una cosa gravissima. Lo scenario esterno è incompatibile con l'idea di città a misura d'uomo, cumuli di spazzatura che non vengono raccolti e la fognatura a cielo aperto con olezzi irrespirabili che provengono dai lavandini delle case. Lavori ancora fermi a piazza Franco Battiato, ex piazza Nettuno nel quartiere di Ognina, che nel frattempo si è trasformata nella terra di nessuno, dove i vandali colpiscono e non ci sono controlli. Qui non siamo in periferia, ma sul lungomare di Catania, in una zona molto frequentata dagli sportivi, ma anche da famiglie e turisti, tra alberghi, ristoranti, studi professionali e attività commerciali. Abbiamo avuto molto danno, perché giustamente ci è diminuito anche il lavoro, col fatto che le piazze sono chiuse, vedere quella immondizia là dentro, che fra poco vengono anche i topi, è normale secondo lei? Del progetto di riqualificazione dell'area che prevedeva arredi smart, un'area fitness all'aperto, 2 aree per il gioco dei bambini, sistema di videosorveglianza, è rimasto solo questo cartellone divelto. Questo è il cantiere rimasto fermo ormai da diversi mesi, qui è stato aperto un varco per poter entrare e molti sporcano, lasciano rifiuti di ogni genere, qualcuno ha anche vandalizzato le attrezzature. Qui qualcuno oltre ai rifiuti abbandona anche i monopattini. Di sera la gente passeggia tranquillamente al suo interno, i bambini corrono incuranti dei pericoli di un cantiere aperto come vediamo in queste immagini amatoriali, nessuno controlla o interviene. Entrano giustamente, non possiamo andare a fare discussioni noi. Ogni volta che chiediamo alle persone gentilmente non andate là dentro perché non si può entrare, loro prendono e si seccano con noi. Io ovviamente non posso andare a rischiare la pelle per 4 cretini. E controlli ce ne sono? Controlli no, niente controlli. Abbiamo visto i controlli, va lasciato così, la gente entra e fa quello che vuole. È un peccato. Magari rovinano anche le attrezzature che dovevano essere usate, però lasciato così, abbandonato a se stesso. Il progetto di riqualificazione dell'area, finanziato attraverso le risorse PON Metro per €500.000, fa parte del programma Catania Spazio Sport, che ha come obiettivo il recupero di alcune aree cittadine per contrastare proprio l'illegalità e offrire luoghi di inclusione sociale per i soggetti svantaggiati. Queste sono le immagini che risalgono al 2 settembre scorso, girate allo stadio Angelo Massimino dopo la partita Catania-Crotone. 18 seggiolini sono stati vandalizzati, spalliere rotte, piegate, parti bruciate dai fumogeni. Atti di teppismo nella struttura che era appena stata ristrutturata in vista del campionato in Serie C. La Digos di Catania ha identificato e denunciato 2 ultra etnei che in occasione di quell'incontro di calcio avevano acceso dei fumogeni successivamente fatti esaurire sugli spalti delle curve nord e sud dello stadio. L'accusa per i 2, un 21enne con precedenti di polizia e un incensurato di 23 anni, è possesso e accensione di materiale pericoloso. Entrambi saranno anche raggiunti dal DASPO. Sul danneggiamento dei 18 seggiolini dello stadio Massimino, la Digos ha sanzionato 4 ultra per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo, per il quale è previsto un pagamento di una somma che va dai 100 ai 500 euro. Sono tuttora in corso accertamenti per individuare eventuali altri responsabili. Infine, sempre personale della Digos, nel corso della visione delle numerose immagini, ha individuato un ultra presente sugli spalti della tribuna B da tempo irreperibile, rintracciato e invitato presso gli uffici della Divisione Polizia Anticrimine per la notifica di un provvedimento DASPO pendente.